Sono veramente felice di essere con voi e inizieremo a raccontarci, e quindi questo primo incontro è dedicato alla scrittura autobiografica e i vostri pensieri su di essa. Passerò la parola al presidente Orazio Maria Valastro e successivamente a Maria Crivelli, responsabile AMIS Archivio della Memoria dell'Immaginario Siciliano. Grazie a tutti e una buonissima giornata. Grazie. Passo la parola al presidente Orazio Maria Valastro. Buongiorno a tutte e a tutti, sono felice di ritrovarvi qui in questa sede per riflettere insieme e omaggiare anche le persone che sono state con noi per diversi mesi e in questo lungo periodo abbiamo avuto modo di sorprenderci anche noi stessi nel vedere, non solo ascoltare le storie che abbiamo condiviso in gruppo, ma anche poi nel vedere che sono diventati dei veri e propri scritti, delle vere e proprie opere autobiografiche. Quindi oggi vorremmo parlare insieme alle autrici e agli autori di queste opere, della loro esperienza che hanno fatto con il gruppo di scrittura. Io faccio solo una breve premessa, poi passerò la parola a Maria Crivelli e vorrei omaggiare insieme a voi le autrici e gli autori, perché sono diventate, e lo erano già alcuni di loro, delle vere e proprie autrici, delle vere e proprie autori autobiografi. Quindi Letizia Bertino, Anna Maria Bertolone, Maria Campione, Maria Carmelita Celestri, Giovanna Graziella Danna, Gianna Maria D'Antona, Angela Di Mauro, Patrizia Grasso, William Grifò, Sabina La Monica, Rosario Malino, Teresa Molinaro, Donata Musumeci, Anna Maria Palazzolo, Johnny Souto e Caterina Maria Torrisi. Io farei un grande applauso a tutti loro. Noi avremo modo di ascoltarli subito dopo. Adesso la parola a Maria Crivelli. Grazie. Benvenute a tutte e a tutti. L'incontro di oggi è stato inserito negli eventi curati dalla nostra organizzazione nell'ambito del progetto Catania Città da Leggere, promosso dal Comune di Catania e finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura. Il bando Catania Città che Legge promuove la lettura e le Stelle in Tasca ha pensato di contribuire a questo progetto programmando una serie di attività per rendere accessibile a tutti una selezione del nostro archivio di testi autobiografici che hanno la peculiarità di narrare il territorio di Catania. Sono testi donati all'archivio dai partecipanti alle nostre attività di animazione culturale nel territorio e dai partecipanti al premio Trinachia, che ormai è giunta all'8ª edizione. L'Archivio della Memoria dell'Immaginario Siciliano, affiliato alla rete degli archivi europei, rappresenta il patrimonio culturale e materiale della nostra organizzazione. Ci siamo sempre impegnati a realizzare delle attività che potessero rendere il nostro archivio partecipato, non soltanto un elenco di titoli e autori da consultare, ma punto di riferimento culturale per la comunità. È così che sono nati i gruppi di lettura e narrazione all'interno della nostra organizzazione, curati dai nostri volontari. Grazie al progetto Catania Città che Legge stiamo realizzando un progetto di fruizione a più ampio respiro, molto più esteso, a cui partecipano tutti i cittadini che hanno risposto al nostro appello. Stiamo sperimentando percorsi di formazione a distanza e anche in presenza sulla lettura espressiva e emozionale. I partecipanti sono accompagnati da professionisti e si stanno impegnando per restituire alla collettività la loro interpretazione emozionale di scritture autobiografiche che raccontano Catania. Sono dei testi molto vari, a volte amari, a volte sono ironici. Sono minuziose descrizioni di vacanze, sono ricordi di bambini che con questa condivisione ci fanno vedere come eravamo. Al nostro invito hanno risposto anche diversi autori che hanno partecipato al premio Trinachia
sono autori che sono stati premiati, ma anche autori che non sono stati selezionati, che però si sentono di appartenere a questa comunità di scrittrici e scrittori autobiografi. E loro si sono messi in campo e partecipano a questo progetto attraverso delle videoletture dei loro testi autobiografici, selezionandone uno stralcio che racconta Catania. Altri video sono in fase di realizzazione. Li pubblichiamo nel nostro canale YouTube, creando un evento premiere in cui tutti possono partecipare, interagendo con gli autori, e chattando, scrivendo dei commenti. Poi questi video restano a disposizione del pubblico e con piacere stiamo notando che attirano l'attenzione delle persone e sono seguiti sempre da un pubblico sempre più crescente. Grazie al progetto Catania Città che legge, uno di questi percorsi formativi, tenuto dalla nostra responsabile del gruppo di narrazione Luisa La Carruba, ha coinvolto il gruppo di partecipanti all'atelier di scrittura autobiografica che si è recentemente concluso. Li incontriamo oggi al Palazzo della Cultura di Catania per discutere insieme di questa loro esperienza. Io sono molto felice di accogliervi a nome di tutti i volontari delle Stelle in Tasca. Ho visto questo gruppo formarsi pian piano, crescere. Ho ascoltato dei frammenti di storie che poi sono diventate un progetto autobiografico. È un percorso che ci rende tutti consapevoli, noi volontari insieme a voi utenti, perché le storie autobiografiche e biografiche sono preziosi tasselli che raccontano non solo gli avvenimenti quotidiani o del passato, ma ci narrano dei costumi, dei linguaggi, della storia di una comunità. Oggi accogliamo nel nostro archivio i testi del gruppo di scrittura presente oggi. Il dono che ci fate è una cosa per me che mi emoziona sempre, perché le storie delle persone comuni colmano i vuoti della storia ufficiale. Grazie. Prima di iniziare a conoscere, a apprendere dalla voce delle nostre autrici e autori la loro esperienza, volevo sottolineare che insieme a noi oggi sono i volontari Luisa La Carruba, che abbiamo appena citato, che è lì, e Francesca Bertino, che già avete ascoltato, ed altri volontari che sono qui anche insieme a noi. Io volevo precisare alcune cose. Oggi è un dono che voi fate all'ODV, alla nostra organizzazione, consegnandoci la vostra opera autobiografica e che verrà archiviata, ma archiviata è brutto il termine, perché è archivio della memoria dell'immaginario siciliano, questo è il titolo che abbiamo dato a questo archivio, e come giustamente sottolinea Maria, è un archivio che noi tentiamo di far diventare non solo un archivio di studio per i ricercatori, per chi vuole approfondire alcune conoscenze sulla scrittura autobiografica, su come la gente racconta le proprie memorie, ma un archivio partecipato. E questi incontri, questi eventi, anche le videoletture che ha citato Maria, sono parte di questo progetto di rendere queste memorie delle memorie partecipate con gli autori, con chi ascolta. E perché? Per quale motivo? Perché sono tutte dei testi e delle memorie che poi alla fine ci parlano di valori esistenziali e di valori che possono essere, anzi sono sicuramente benefici per la nostra umanità. Noi abbiamo accompagnato le persone che noi ascolteremo oggi per diversi mesi. Che cos'è questa atelier di narrazione, di scrittura autobiografica? Non è un corso, no? Non siamo lì a dirvi questo è il metodo che bisogna, perché fin dall'inizio, dal 2005, ci siamo confrontati con questi aspetti e noi quello che abbiamo sempre messo in campo è un dispositivo pedagogico, cioè accompagnare gli altri
sollecitandoli e facendo in modo che lo stesso percorso che si fa, quello è il metodo esperienziale che noi sollecitiamo nelle persone, per riuscire a fare scoprire a tutte e a tutti la possibilità che c'è uno spazio creativo che noi possiamo abitare, c'è uno spazio creativo attraverso il quale noi possiamo non soltanto decidere dove ritornare sui nostri passi, nelle storie, nei bisogni che abbiamo, perché molto spesso abbiamo anche l'esigenza e il bisogno di raccontare qualcosa che vogliamo rielaborare per essere nuovamente in pace con noi stessi, per essere in pace col mondo. Eppure cerchiamo anche di sollecitare attraverso questo la possibilità di comprendere che è una rielaborazione totale, perché noi rielaboriamo totalmente il nostro punto di vista, non solo sulla nostra persona, ma anche sul nostro rapporto con gli altri, sul nostro rapporto con il mondo. Quindi questo evento per noi è importante perché è un momento in cui questo dono che si fa è qualcosa che arriva a compimento dopo diverso tempo, è come una nuova nascita. Noi vediamo questo testo come un nuovo corpo autobiografico che viene alla luce e dobbiamo trattarlo e accoglierlo in modo molto, molto responsabile. Quindi questo è un momento molto importante per noi e abbiamo insistito anche, e l'abbiamo detto alle nostre autrici e autori, ecco, noi oggi la dedichiamo a un racconto sulla loro esperienza, come questo percorso ha dato loro la possibilità non solo di produrre un testo autobiografico che è un testo che va recensito come genere letterario autobiografico a tutti gli effetti. Sono tutti dei testi molto importanti e non soltanto perché alcuni sono più lunghi o alcuni sono meno lunghi, quello dipende anche dal fatto che noi abbiamo tenuto aperto il gruppo in questi mesi, che abbiamo, non dimentichiamo che noi siamo stati ospitati dalla biblioteca Vincenzo Bellini di Catania, però abbiamo sempre tenuto aperto il gruppo in modo che chiunque volesse iniziare un percorso anche dopo molto tempo che avevamo intrapreso gli incontri lo ha potuto fare. Quindi il tempo necessario per scrivere o per confrontarsi con noi, quello è stato anche determinante. Quando si inizia un percorso del genere, come ci si trasforma, portando alla luce questa nuova riflessione sulla nostra storia. Ci siamo presi cura della nostra storia con questo elaborato, ma abbiamo anche trasformato il nostro punto di vista sulla nostra storia. Ecco, e questo significa che siamo cambiati, quindi noi vorremmo capire come siamo cambiati oggi e l'invito che viene fatto alle autrici e agli autori di essere accompagnati non è un qualcosa che serve per riempire delle sedie, ma è qualcosa che riteniamo necessario perché altri che non hanno fatto questo percorso non possono capire fino a dove così implica così tanto la persona e implica così tanto il suo modo di essere a conclusione di questo percorso. Quindi questo noi oggi lo comprenderemo ascoltandolo direttamente da tutte e tutti voi. Buongiorno a tutti. Come prima cosa voglio ringraziare coloro che ci hanno permesso di essere qui in numerosi incontri che abbiamo fatto durante lo scorso anno e che ci hanno sicuramente arricchito, ma ci hanno arricchito non tanto nel senso di scrivere eccetera eccetera, ci hanno arricchito soprattutto umanamente, perché abbiamo trovato degli amici, delle persone disposte a sostenerci anche nei momenti, perché la scrittura autobiografica è una cosa un po' pesantuccia, sì, anche nei momenti in cui magari i ricordi, le cose passate, il mettere per iscritto la propria vita, certamente i ricordi fanno emergere emozioni,
paure nascoste, sentimenti soffusi. La scrittura autobiografica ci mette a confronto con noi stessi. È quella la perla, perché la scrittura autobiografica ci aiuta a conoscerci meglio, a capire chi effettivamente siamo. Dice, ma come avviene questo miracolo? Così potente è la parola scritta, tanto da farci rielaborare come in una sede, diciamo, di analisi psicologica, quello che abbiamo dentro, i nostri lati oscuri, quello che magari abbiamo tenuto nel subconscio per anni e anni di vita, le nostre paure, il nostro vedere il mondo e la nostra vita, e riconoscerci finalmente e riappropriarci di noi stessi, di quello che effettivamente siamo. Perché noi siamo una scintilla e tutti siamo fantastici. Basta saper riscoprire queste cose belle che abbiamo dentro e poterle dare agli altri. Infatti io nell'evoluzione della mia scrittura autobiografica, io ho partecipato alla 5ª edizione di Trinacria, vincendo il 3° premio, e allora non conoscevo i volontari di Stelle in Tasca, queste persone meravigliose che sono adesso vicino a me. E ho presentato quest'opera ad un concorso, ad uno dei tanti concorsi, e siccome era un po' a tema, perché ci chiedevano di scrivere sulle radici della nostra Catania, cioè la nostra sicilianità, il nostro essere appartenenti ad un territorio, allora ho detto vabbè, il mio libro rientra in questi canoni, è autobiografico e racconta anche un po' di Catania, della vita vissuta a Catania. Allora ho presentato, ma così, come si può fare? Era purtroppo il periodo del Covid, quindi non mi sono potuta godere appieno questa cosa. E così ho conosciuto loro. Poi, naturalmente, andando a guardare su Facebook, ho notato che c'erano questi atelier. E ho detto no, ma voglio partecipare, vediamo un pochino, vado avanti nella mia storia. L'incontro con loro è stato fantastico sin dal primo momento, perché allora, come posso esprimere questo concetto? Allora, è l'ascolto sensibile dell'altro, ecco, con le loro parole, è il miglior modo per descriverlo. Loro non fanno altro che stimolarci al confronto, ma ad un confronto di cuore, di sensibilità, di apertura verso l'altro. E questo è il loro metodo, e questa è la carta vincente di questo percorso. E io, che avendo scritto questo grosso libro sul mio passato, dico, ma io cosa devo andare a scrivere più? Eppure ci sono riusciti, ma loro ci sono riusciti, non io. Tanto immagini, e allora ho creato un raccontino, e allora fate questo, e allora fate questa. È venuto fuori, ed è venuto fuori questo. Qualcosa di inesplorato che ancora in questo volume non esisteva. Qualcosa di rinnovato, perché noi ci rinnoviamo, noi cambiamo sempre, noi siamo esseri dinamici e la nostra anima è infinita e cambia, si evolve. Qualcuno parla di karma, qualcuno parla di evoluzione. Ecco, su questo percorso evolutivo la scrittura autobiografica ha un ruolo importantissimo. Cioè vorrei lanciare questa moneta della scrittura autobiografica perché è veramente terapeutica.
Ecco, la scrittura autobiografica ci aiuta a riscoprire, come avevo detto già prima, quello che siamo, ma ci aiuta ad esplorare le varie vicende delle nostre vite in maniera tale che è come se noi leggessimo la vita di un altro, quindi dall'esterno di noi stessi, e quindi ci fa diventare critici, analitici, ci aiuta a scoprire, ci aiuta ad esplorare meglio. A parte questo, ditemi quanto tempo, perché se no io qua parlo per ore e ore. Ditemi quanto ore. E allora, la cosa importante che volevo dire, l'ho anche appuntata, allora, che le parole dell'uno durante questa atelier sono diventate risonanze dell'altro. Ecco che in uno spazio di libera espressione di sé e di superamento soprattutto del giudizio altrui, siamo diventati, con ruoli diversi, autori, lettori e ascoltatori. Soprattutto ascoltatori, perché per lungo tempo abbiamo ascoltato le storie degli altri e in quelle storie dice: ma che cosa serve ascoltare le storie degli altri? Significa diventare specchio di se stessi, perché l'altro non è mai un estraneo, l'altro non è mai una persona che tu non conosci, ma è un tuo fratello, un tuo amico, e bisogna scoprire questo aspetto dell'umanità che è stato purtroppo perduto. Buongiorno a tutti. Io voglio iniziare intanto con un grazie, prima che me ne dimentico qualcuno, ai miei coordinatori e conduttori del corso, Orazio Valastra, sociologo e formatore, Maria Crivelli, responsabile dell'archivio della memoria dell'immaginario siciliano, Francesco Bertino, tutor di formazione e volontaria autobiografica, Luisa Lagarruba, responsabile gruppo di narrazioni. Queste persone speciali, competenti, accoglienti, grazie per avermi permesso questa esperienza magnifica. Ringrazio tutti i miei compagni di corso, scusate perché leggo, non perché non vi ricordo, perché sono emozionata. Ringrazio tutti i miei compagni di lettura perché incontrarli, ascoltare il loro stato è stato molto importante. Incontrare tutti voi, l'ho detto, per me è stato un vero privilegio. Grazie di vero cuore a tutti. La scrittura autobiografica, io leggo perché così è il mio pensiero, non dimentico niente. La scrittura autobiografica, un dono prezioso per me, un miracolo per la mia vita. Quando venni per la prima volta in questo corso di scrittura autobiografica ero spaventata, spaesata, disorientata, non sapevo cosa potesse significare per me e non pensavo potesse portare tanto giovamento alla mia vita e alla mia storia. Ma sentivo un grande desiderio di ascolto, avevo fame di altre storie, conoscere altre persone. Sapevo inconsciamente che mi avrebbe nutrita, avrei sicuramente sperimentato nuove emozioni, ma fondamentalmente sapevo e speravo che mi anestetizzassero l'anima. Ed è stato così. Ho ascoltato tanto, ogni storia mi dava qualcosa, mi faceva arrivare un'emozione, ma la mia storia rimaneva dentro. Pensavo di non poterne mai parlare, scriverne, potevo solo ascoltare massimo. Ma non è stato così. Una sorta di alchimia epistolare si è impossessata di me, ha cominciato a tirare fuori da me tutti i miei ricordi. Aprivo i cassetti che avevo chiuso da anni nella mia anima e avevo voglia di spirciarci dentro. E quando mi è stato detto da qualcuno, scrivi col cuore, io ho detto, come si fa? Che vuol dire scrivere col cuore? Ho provato, grazie all'ascolto di tutti quanti di voi, ma soprattutto all'ascolto di me stessa, cosa volesse dire, e non credevo ne fossi così capace, ma nonostante ciò ho voluto provarci. Era forte il desiderio di riattivare la relazione con me, ripulire la mia mente, un'impresa ardua. Ho cominciato, ho imparato ad essere onesta con me stessa, con i miei ricordi, con le parole, e ho compreso che per anni il mio vissuto mi aveva fatto sentire in trappola, come se ritornare alla vita fosse una colpa.
ma sperimentando ti rendi conto che la memoria non muore, è dentro di te, è il tempo, ti accorgi e grazie a voi ti restituisce ogni cosa. Cominciavo a sentire una spinta dentro di me a scrivere che mi invitava quasi ad andare oltre, e questa spinta mi piaceva, è come se io scrivevo a colori, è come se vedevo a colori. Ricordare e scrivere mi fa stare bene, ecco ciò che provo con la scrittura. Se non lo sto facendo non so se lo sto facendo nel modo giusto o sbagliato, non lo so, ma so che ci sto provando e ho voglia di provarci ancora. Sto provando a dare grazie alla scrittura una nuova configurazione alla mia vita e penso che questa configurazione è specialmente e soprattutto liberatoria. Ricominciare da capo, guardando con coraggio il passato, con occhi e cuori più sereni, e provare a sgomberare parte della mia vita dall'accumulo di dolori, di rovine e di resti di un passato che mi ha segnata e cambiata, ma desiderosa di andare avanti, o almeno a provarci. Scrivere mi aiuta a tirare fuori le ferite, le gioie, i ricordi e dare loro una nuova forma. In questa esperienza di scrittura autobiografica, la cosa che avverto maggiormente è che mi sento meno sola. È vero, mi sento meno sola. Quando sono sola riesco a tenermi compagnia, mi prendo cura di me stessa, attingo alla mia memoria, ai ricordi, scavo dentro la mia anima. Una cosa è proprio certa, non ho più paura di guardare i ricordi, piano piano questo sta diventando una mia consapevolezza, non ho paura. Ed ecco che riemergono storie che credevo fossero dimenticate, o forse solo rimossi, e ritrovo nel mio cuore, dentro di me, quelli che io ho chiamato e che continuerò a chiamare i luoghi del cuore. Grazie a tutti. Ecco, mai avrei pensato di trovarmi seduta davanti a un pubblico e dover parlare di qualcosa che ho prodotto io come scritto, ma proprio mai. Non è stata mai una mia velleità quella di fare la scrittrice, di mettere appunto per iscritto qualcosa. Però c'è stata una coincidenza stranissima quest'anno. Cioè, quando avevo appena iniziato a scrivere qualcosa della mia vita, come autobiografia, ma come qualcosa di mio, che volevo lasciare possibilmente ai miei nipoti, perché un giorno si rendessero conto di chi era stata la nonna, perché i nipotini ancora sono piccoli, poi io magari, cioè di sicuro me ne andrò e magari loro non avranno tempo di capire chi è la nonna, cosa pensa la nonna, che vita ha vissuto la nonna. E allora un giorno è venuta questa idea, che in genere viene a quelli che vanno in pensione, io adesso sono in pensione, quindi poi si ha più tempo e quindi si comincia a pensare appunto di fare queste cose qua. E ho pensato appunto di mettere per iscritto più o meno qual è stata la mia vita, in maniera molto sintetica, ma come dire, sincera e autentica, in modo che un domani appunto i miei nipoti sapessero chi era la nonna, che cos'era la nonna. Guarda caso, proprio quando ho iniziato a scrivere le prime pagine, la mia amica Patrizia mi fa: sai Maria, io sto andando ad un corso di scrittura autobiografica, penso che è una cosa che a te interesserebbe tanto e che ti farebbe anche tanto bene, perché lei mi conosce da tanti anni. E allora ho detto: vabbè, vengo. Sono arrivata e ho incontrato queste persone qua. Ero chiusa come un riccio, non avevo intenzione di dire niente di me, volevo solo capire dove mi trovavo e che cosa avrei potuto prendere io da questa esperienza. E mi sono ritrovata assieme a persone che parlavano di se stesse e che raccontavano cose così private, così intime, così importanti, che mi hanno scombussolata. Cioè mi sono sentita, infatti, proprio, sto parlando proprio di te Anna, proprio Anna con il suo racconto
mi ha portato a fare una cosa, io mi sono alzata e l'ho abbracciata, sono andata a baciarla. Sarà sembrato un atto plateale, qualcuno avrà pensato ma questa è un'esibizionista di quelle incredibili. Assolutamente no, cioè mi è venuto dall'animo di andare ad abbracciare quella donna che parlava di una sua cosa così forte, di un dolore così grande che forse più grandi non ne possono esistere e apertamente ci faceva dono di se stessa, ecco, ci ha fatto dono di se stessa. Questa cosa, grazie, questa cosa mi ha strabiliata e allora mi sono detta, io qua mi sto trovando benissimo, questo è il posto proprio dove volevo essere. Cioè, veramente Maria, Orazio, la mia, non voglio fare, non è piaggeria assolutamente. Io veramente vi devo ringraziare perché siete delle persone così sensibili, così dolci, così delicate, così andate in punta di piedi incontro alle persone e riuscite a toccare l'anima. Ecco, questa è una cosa bellissima. Che vi fa veramente onore e che fa star bene tutte le persone, perché io credo che ogni uomo sia in cerca dell'altro, nell'altro vede se stesso, ascoltando l'altro ascolta se stesso e soprattutto stando con gli altri si sente meno debole, perché noi tiriamo fuori nell'autobiografia in fondo tutte le nostre debolezze, le nostre paure, i nostri tormenti e poi ci sentiamo tutti un tantino più tranquilli, più forti, più sereni, più sicuri. Io adesso che ho cominciato a scrivere sento, ve l'ho detto, come se avessi in casa una specie di scrigno, qualcosa che ha un grande valore, dove io posso andarmi a rifugiare nei momenti proprio di crisi, nei momenti di paure. Allora, ho questo angolo meraviglioso e questo lo devo a voi, grazie tante veramente. Poi ho prodotto sta cosina qua che adesso mi veniva da ridere anche perché dico ma guarda un po' che sono stonata, io nel frontespizio ho messo un'immagine, non ho scritto né il nome né niente, il nome è dentro però, ma mi dicevo, ecco, per farvi capire che appunto mai ho avuto velleità di scrittrice, dico, anziché mettere il mio nome ho messo una cosa che mi ha colpita perché essendo stata io un'insegnante d'inglese ho trovato questa immagine con questa scritta che mi è piaciuta tanto e gliel'ho messa. Memories never die, we learn to live with them. Le memorie non muoiono mai, i ricordi non muoiono mai, impariamo a vivere con essi. Grazie per avermi. Mi piace scrivere, cioè non è il mio mestiere perché faccio tutt'altro, però volevo esprimermi pure io, insomma cercare nella scrittura un posticino per capire tante mie cose, insomma, e anche fare emergere anche la mia storia, insomma quello che ho dentro. Ho trovato persone belle, insomma, vicino a me perché appunto tramite la scrittura è uno strumento per esprimersi e quindi ho trovato insomma tante persone che mi accomunano, insomma, che hanno come me questo strumento, insomma, che fa esprimere, insomma, se stessi in qualsiasi modo. Mi sono trovata bene e penso anche di essere voluta un pochino perché insomma piano piano stanno emergendo tante cose di me e anche nella scrittura spero di migliorare perché ogni volta che ci vediamo facciamo degli esercizi, vediamo, insomma loro sono stati bravi perché hanno fatto anche dei clips tramite dei film, quindi diciamo penso che cresciamo insieme anche con loro, perché appunto evolviamo in quello che è la scrittura, lo scrivere, esprimere se stessi, anche fare capire insomma quello che abbiamo intorno. E infatti quest'anno penso che abbiamo fatto tanto, perché appunto tramite dei film, delle cose che magari l'anno prima non abbiamo fatto, comunque penso che stiamo evolvendo. Io
ho voluto parlare un po' della mia storia, insomma, personale, cioè il mio racconto era, l'ho intitolato La sofferenza, però vabbè, forse il titolo non era proprio adatto, perché comunque è la storia di mia nonna, perché sono cresciuta con lei e per me è stata una... Per me è stata una persona, insomma, che mi ha dato tanto, perché diciamo è stata era una persona molto bella, e quindi diciamo da lei c'era tanto da imparare. Poi è nata, cioè lei è vissuta proprio i primi anni nel 1900, cioè insomma i primi anni del Novecento, voglio dire, e insomma dalle sue storie, da quello che raccontava, da come abbiamo vissuto, ho capito, diciamo, è stata proprio quasi una maestra, insomma, in tanti modi di fare, perché era rigida, però nello stesso tempo era anche molto, si faceva amare, cioè proprio era proprio così. Cioè si faceva male in tutti i sensi. Poi è morta tra l'altro tardissimo, è morta, cioè all'età di, insomma, nel senso grande, molto grande, aveva 95 anni quando è morta, e mi ha lasciato tanto, e questo l'ho voluto dire perché veramente quello che si prova mi ha lasciato tanto in tutti i giorni che vivevamo assieme. L'ho voluto dire per esprimere la mia storia. La mia storia è stata questa, cioè diciamo gran parte è stata questa, cioè, ci sono poi tante altre persone che sono assieme a me, però comunque lei è stata così, era molto affascinante, era così. E quindi grazie a tutti anche per aver ascoltato la mia storia e insomma, se avete modo di leggerlo, non lo so, spero anche di evolvermi in altre cose, che comunque le storie che sento sono diverse e le ho apprezzate tutte, insomma, fino ad ora. Che emozione, ragazzi, il cuore a palla. E comunque, allora, come vabbè, il titolo del racconto autobiografico che ho presentato, Una palermitana paracadutata a Catania, già dice un po' tutta la mia presentazione. Non sono catanese, sono di origine palermitana, sono nata e cresciuta a Palermo, tuttavia da più di 20 anni mi trovo a Catania, quindi mi considero a tutti gli effetti una catanese d'adozione. Oggi vi racconto della mia esperienza all'interno dell'atelier. La mia partecipazione agli incontri di narrazione e scrittura autobiografica promossi dall'associazione Le Stelle in Tasca inizia qualche mese fa, quando in maniera del tutto casuale su WhatsApp mi viene girata la locandina che promuoveva questa iniziativa, per cui interessata e allo stesso tempo anche incuriosita decido di mandare un'email all'associazione per sapere se fosse possibile naturalmente partecipare, anche se il percorso era già avviato un po' da tempo. E con piacevole sorpresa mi viene confermato che è possibile inserirsi, per cui inizio questa avventura. Un giorno di pioggia arrivo alla biblioteca Vincenzo Bellini e mi ritrovo all'interno di un gruppo dove entro, devo dire sinceramente, in punta di piedi, proprio perché non volevo nemmeno disturbare, tant'è vero che il primo giorno non ho detto nemmeno niente di me, a parte il fatto che mi sono naturalmente presentata. Ed mi ritrovo all'interno di un gruppo dove le persone che già erano dentro, facevano parte, erano abbastanza legate tra di loro, eccetera, si conoscevano naturalmente, però al contempo noto che si respirava un clima veramente molto accogliente, aperto, proprio di apertura nei confronti proprio dell'altro, di chi si trovava di fronte, no? Un illustre sconosciuto.
Ripensando a questa esperienza che ho vissuto in questi mesi, posso dire che la molla che mi ha spinto veramente tanto a partecipare senza esitazione a questi incontri è stata la scoperta della presenza nella nostra realtà cittadina di una associazione che ha a cuore, che cura veramente un archivio della memoria e dell'immaginario siciliano. Un'iniziativa che reputo veramente lodevole, perché ho sempre pensato che un popolo senza memoria è un popolo senza radici e ognuno di noi nel proprio piccolo deve contribuire a creare una memoria collettiva proprio per mantenere vivo il senso di appartenenza alla propria comunità e al contempo anche perpetuare quelli che sono l'insegnamento, l'attaccamento ai valori, alle tradizioni, ai valori fondamentali come la vita, la pace, l'accoglienza, la giustizia e il rispetto anche della dignità di ogni essere umano a prescindere dal proprio credo politico, dal proprio credo religioso, dal proprio orientamento sessuale. Un bisogno che a mio avviso diventa ancora più impellente quando inevitabilmente nella vita ci si imbatte in situazioni particolarmente delicate, per esempio una malattia neurodegenerativa, in cui ti accorgi che la vita comincia a scivolare tra le mani e diventa fondamentale, si capisce fino in fondo l'importanza di preservare i ricordi, questi ricordi che diventano veramente delle trame preziose. Il racconto autobiografico che ho donato all'associazione si intitola Una palermitana paracadutata a Catania e racconta l'esperienza di una giovane ragazza appena adolescente, quindicenne, che in un momento particolare della sua vita si trova a fare la spola tra Palermo e Catania per andare a trovare insieme alla sua famiglia, la sorella disabile che è impegnata in un percorso riabilitativo in un istituto medico-psicopedagogico alle pendici dell'Etna. Di Catania questa ragazza non conosce niente se non il fatto che la rivalità calcistica che la lega a Palermo, nonché che si trova alle pendici dell'Etna dai catanesi chiamata montagna, per lei semplicemente il vulcano, che ha dato i natali al musicista Vincenzo Bellini e che conosciuta come la Milano del Sud per la sua vivacità imprenditoriale. Altro non sa, però lungo tutto il percorso che da Palermo attraverso l'autostrada la porterà a Catania si emergeranno tante emozioni, l'ansia di abbracciare la sorella, gli sguardi sorpresi che prova nel vedere un paesaggio che cambia gradualmente fino a quando arriva a Catania che si manifesta in tutta la sua bellezza, in tutto il suo splendore, anche un po' decaduta, e che lei, usando una metafora, chiama come un'anziana fascinosa nobildonna adagiata su un sofà. Nel corso delle sue trasferte settimanali a Catania, un giorno si imbatterà anche in uno sciopero dei mezzi pubblici e come sappiamo gli scioperi creano sempre un po' di disagio, eccetera. Però un inciampo che si rivela propiziatorio perché da lì poi ha modo di conoscere anche un'anziana signora di Paternò che la investe col suo dialetto incomprensibile e anche un giovane militare paracadutista che dopo una notte trascorsa in treno era arrivato a Catania in licenza. Entrambi, tutte queste persone, anch'esse malcapitate, ignari dello sciopero. E da lì inizia anche un'avventura dei risvolti imprevedibili. Concludendo, devo dire semplicemente una cosa. In questi giorni mi sono soffermata molto a riflettere, a pensare quali parole potessero riuscire al meglio trasmettere la bellezza e la bontà di questa esperienza. E le uniche parole che risuonavano sempre con una certa insistenza nella mia mente sono semplicemente dono e gratitudine. Dono perché concedersi un'esperienza di narrazione e scrittura autobiografica è innanzitutto un regalo che ognuno di noi fa a se stesso. Scrivere e narrare di sé è un atto fondamentalmente di libertà e coraggio, è un percorso di scoperta che mette a nudo quelle che sono le nostre emozioni, le nostre fragilità, i nostri limiti, ma anche un percorso di rinascita che inevitabilmente ci arricchisce e ci mette anche le ali. Tuttavia, questo non ci deve spaventare, né tantomeno farci temere il giudizio degli altri, perché
perché è naturale, siamo delle persone, degli esseri umani pieni di imperfezioni, di contraddizioni e soprattutto delle persone non risolte ma costantemente, perennemente in cammino. Ho avuto modo di sperimentare che scrivendo non si fa altro che fissare un ricordo e nel ricordo rivivono fatti, incontri, emozioni. Sfogliando poi le pagine del proprio racconto autobiografico, il ricordo prende corpo, torna a essere presente a noi stessi e si arricchisce anche di nuovi elementi. E questo è quello che è capitato a me, e attraverso i ricordi del passato possiamo anche dare significato a quello che è il presente, reinterpretare il nostro mondo, scoprire qualcosa di noi, di ciò che siamo stati e di ciò che saremo. E poi l'altra parola che mi ha accompagnato in questi giorni è gratitudine. Gratitudine per chi crede, nonostante tutta ancora nella forza della vita, che si alimenta attraverso i ricordi e si adopera anche per coltivarla e arricchirla. Gratitudine perché ha reso possibile tutto questo. Mi riferisco naturalmente al presidente, il professore Orazio Maria Valastro, e all'impegno anche di tutti i soci. E un grazie particolare anche alla nostra insegnante Luisa Lacarruba, che ci ha accompagnato negli esercizi per l'impostazione della postura e della voce nella lettura. Spero che non ci sia una seconda presa. E poi infine un grazie a noi che ci abbiamo messo la faccia, a questo gruppo fatto di belle persone aperte al dialogo, all'accoglienza, al confronto, che veramente con coraggio e sana incoscienza si sono messi in gioco, nella consapevolezza che solo nella reciprocità e nello scambio si cresce e ci si arricchisce. A questo punto non mi resta che veramente augurare a tutti noi un lungo cammino alla scoperta di nuovi orizzonti e alla conquista anche di vette sempre più alte. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti. Non tutto potevo pensare tranne di essere oggi qui a parlare a un pubblico, perché non sono abituata per il tipo di lavoro che faccio e per il tipo di vita che faccio. Prima di tutto voglio ringraziare Orazio, Maria, Luisa, Francesca, perché se oggi sono qui è grazie a loro. Ognuno di loro hanno dato qualcosa. Orazio e Maria mi hanno dato la possibilità di poter dire quello che io sono, perché sono cresciuta in un ambiente rurale dove la parola per la donna non era possibile. E voglio ringraziare anche mio figlio che è qui vicino a me, che ha dato la possibilità di poter far nascere questo piccolo libro che per me è molto importante. Tutto quello che io ho fatto lo devo a Orazio e a Maria, perché mai avrei potuto pensare di poter mettere su carta tutto quello che ho passato. Sono poche righe, poca roba, non è niente di particolare, però io ci tengo a ringraziare, perché non è facile. La vita che ho condotto non è una vita semplice, ho condotto una vita un po' particolare, un po' chiusa, perché vivere nell'entroterra non è facile. Catania mi ha accolto come accoglie tutti, perché è una grande madre, quindi io sono catanese di adozione, amo Catania più di qualsiasi altra città. Ci sono città bellissime nel mondo, in Europa, dappertutto, però io ho scelto Catania perché ci sono cresciuta in un certo qual modo. Non ho scritto niente, non ho puntato niente, perché io vivo nell'oggi e nell'ora, adesso, perché la mia vita è così. Non posso scrivere perché non so cosa mi può succedere, perché il mio lavoro è un lavoro molto particolare, faccio l'infermiere di pronto soccorso e quindi noi viviamo nella precarietà, come io, come tutti i miei colleghi, medici, tutti. Mio figlio anche lavora nell'urgenza e emergenza e viviamo nell'ora, adesso. E quello che io penso è scritto qui, poche cose, dove finisce la strada è il mio inizio, perché Orazio e Maria mi hanno dato la possibilità di poter scrivere e poter andare avanti con la mia vita e poter aprire il mio cuore a quello che era la chiusura. Quindi non ho molto da dire,
se non ringraziare tutti voi, uno per uno, tutti i partecipanti. Quando sono arrivata alle stelle in tasca non sapevo neanche che cos'era la scrittura autobiografica, e come ho fatto un appuntamento al buio, si dice così. Sono arrivata, mi sono seduta e loro mi hanno accolta. Maria mi ha accolto, Orazio mi ha accolto, poi sono arrivati Francesca, è arrivata Luisa, siete arrivati tutti voi. E va bene così. Grazie. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Angela Di Mauro, ho 65 anni e nella mia vita ho fatto il lavoro più bello del mondo, ho fatto l'ostetrica. Quindi diciamo che ogni giorno per me è stata una scoperta, perché ho avuto a che fare e toccato con le mie mani la vita ogni giorno della mia vita. E questo lavoro ti porta, diciamo, ad una positività, ad un'energia che tu non pensi neanche di avere, ma che piano piano trasforma te stessa e anche il tuo modo di vivere, di vedere le cose. Quindi diciamo che sono stata una persona sempre estremamente positiva, per fortuna. E il mio approccio alla scrittura arriva in un momento della mia vita però purtroppo non troppo felice. Ho avuto una vita felice, ho avuto una famiglia meravigliosa e l'approccio alla scrittura era qualcosa che già era nella mia mente, anche grazie a mia cognata che è una veterana ormai della scrittura autobiografica, e ogni volta che la vedevo le dicevo che mi sarebbe piaciuto, insomma, inserirmi in questo contesto. E poi è capitata l'opportunità, ma ripeto, in un momento della mia vita emotivamente impegnativo, perché purtroppo si è accompagnato alla sentenza di una fase terminale della malattia di mio marito. E quindi diciamo che sono entrata nel corso in cui mi sentivo, come dire, particolarmente fragile, e grazie a Orazio e Maria, che sono delle persone straordinarie che voglio ringraziare personalmente, perché sono stati dei grandi ascoltatori, accoglienti, mai giudicanti, e quindi almeno per quello che mi riguarda, mi hanno dato la possibilità di potermi esprimere senza nessun tipo di inibizione, lasciandomi andare anche alle emozioni, perché la scrittura ho scoperto poi che è un evento catartico, ma a maggior ragione in alcuni momenti della tua vita. Io mi sono ritrovata in una prima fase a scrivere della mia vita, della mia infanzia, con accanto nel letto mio marito, fino a quando questo tipo di scrittura si è trasformata nel momento in cui se n'è andato. Allora ho sentito il bisogno di esprimere e dedicargli una lettera, perché, scusate, sono anche un po' emozionata. Ho sentito questo bisogno perché volevo ringraziarlo, oltre appunto ringraziare Orazio e Maria e anche Luisa e Francesca, perché con le loro competenze ci hanno consentito anche di esprimerci e far venire fuori, diciamo, quello che noi scriviamo in un determinato modo. E quindi dicevo, la lettura si è trasformata in una lettera dedicata a mio marito, a quello che ha rappresentato la nostra vita insieme. E ho sentito il bisogno di ringraziare anche lui per tutto ciò che mi ha donato, che ci ha donato, e quindi diciamo che niente, al di là delle emozioni forti sono contenta di essere qui e di fare in modo che gli altri possano leggere anche quello che sono state le mie emozioni, perché questo tipo di emozioni, e la vita è un'alternanza di emozioni, c'è la vita e poi c'è la morte, che sono complementari, e quindi il problema è prepararsi a questo passaggio, perché penso che poi in fondo non si è mai pronti ad andare o a lasciare andare, e quindi anche questo è un lavoro impegnativo emotivamente, che aiuta a trasformarci piano piano ed affrontare tutto quello che la vita ci propone, prendendolo per, come dire, anche, non so se definire giusto, ma sicuramente un evento naturale di trasformazione. Grazie.
Buongiorno a tutti, io sono Patrizia Grasso, sono un'insegnante in pensione e sono capitata proprio per caso a questo atelier di scrittura promosso dalle Stelle in Tasca grazie alla mia amica Agata che mi ha detto andiamo, c'è questo, proviamo. Effettivamente, sin dalla prima volta che sono venuta nel laboratorio sono stata molto contenta perché ho trovato delle persone meravigliose, un ambiente, come hanno detto già le persone che hanno parlato prima di me, molto affettuoso in certo modo, disponibile, aperto e quindi mi sono trovata bene, sono venuta sempre mettendolo come priorità questo venire il sabato mattina all'atelier. Ringrazio tutti perché veramente ho avuto tanto. In che senso? Nel senso che c'è stata un'atmosfera di disponibilità che ci portava tutti a sentirci tranquilli, a sentirci se stessi e anche a tirar fuori qualcosa che forse abbiamo avuto anche nel passato ritrosie a dire, invece in questo ambiente ci veniva facile ed era molto bello. Cosa posso dire? Ho tirato fuori, ho scritto questa mia autobiografia, anche stimolata da certe immagini che Orazio ci ha proposto, immagini di un certo Hervé Fischer che servivano da stimolo. E man mano che si è andata avanti mi sono sentita sempre più vicina alle varie persone che si aggiungevano e partecipa alla loro storia. Ecco, voglio dire questo. Le Stelle in Tasca crea empatia tra le persone e io penso che l'empatia sia qualcosa di fondamentale, di importante, perché se noi entriamo nella sensibilità dell'altro siamo portati a vedere che l'altro è come noi e quindi se tutti veramente si potesse utopicamente far questo forse non esisterebbero neanche le guerre, che non sono altro che vedere l'altro come un nemico, come una persona diversa. Quindi questo secondo me è molto importante, questo cammino verso l'empatia. Grazie a tutti, è stato veramente meraviglioso. Buongiorno a tutti, faccio delle piccole premesse, è la prima volta, sono emozionato perché è la prima volta che parlo in pubblico di qualcosa di mio. Seconda premessa, io vorrei, anche se già l'hanno fatto tutti, però vorrei ringraziare Orazio, Maria, la nostra tutor Francesca e la nostra, quella che io definisco la nostra coach Luisa, esatto, per tutto. Allora, mi riallaccio al discorso che facevo Orazio prima, ecco, dimenticavo un'altra cosa, scusate, è l'emozione. Io sono venuto a conoscenza di questo corso grazie a una persona che conosco che mi ha parlato di questo atelier e mi ha detto perché non si va? Allora io ho inviato una mail, mi hanno risposto e mi sono affacciato a questo mondo che non conoscevo, diciamo, questa scrittura autobiografica che non conoscevo assolutamente. Mi riallaccio al discorso che facevo a Orazio per quanto riguarda il fatto di riabbracciare non solo se stessi, ma anche le proprie paure, le proprie emozioni, perché questo scrivere dei propri ricordi è una cosa catartica comunque, che tira fuori il nostro meglio e anche il nostro peggio alle volte, nel senso le cose che abbiamo magari rimosso. Scusate, sono un po' emozionato, ripeto. Di cosa parla il racconto di cui ho scritto? Mame, teatri e altre storie. È la storia di quando ho lavorato in una gelateria insieme ad altri ragazzi, quindi ragazzi come me, quelli che gli altri definiscono neurodiversi. Che in realtà ragazzi speciali, che in realtà sono ragazzi come tutti noi, con le proprie emozioni, le proprie fragilità, ecco, per in realtà mi sembra il discorso di prima.
e quindi a Bindana Tricastello, nel bellissimo mare di Tricastello, dove io ho lavorato per 6 mesi, un'esperienza fantastica, e niente, volevo solo raccontarvi questa cosa e finire ringraziando di nuovo tutti, anche al rischio di essere ripetitivo. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, io sono Sabina La Monica, ho 61 anni e sono un'insegnante di sostegno. Mi sono approcciata a questa esperienza grazie a una mia amica Giusy che si sente? Sì. Grazie alla mia amica Giusy con la quale amiamo metterci in gioco e quindi mi ha proposto questa ulteriore esperienza, dice perché non proviamo? Andiamo. E così ci siamo inserite in questo gruppo che già avevano iniziato da un po', ma come hanno detto già gli altri partecipanti, siccome lo spirito è l'accoglienza, la prima cosa che interessa a Orazio e Maria è l'accoglienza, e siamo stati bene accolti. Allora, quello che ancora non ha raccontato nessuno, quindi magari un piccolo dettaglio, è che si usa passare la stella in mano. Durante questo momento di incontro i vari partecipanti al loro momento di parlare hanno in mano una stella che poi passano, finito il proprio turno, passano a chi sta a fianco. E questa era una cosa molto bella, molto delicata, perché questa stella comunque visibile era una sorta di rinforzo a superare l'emozione e al tempo stesso non so, penso che fosse un escamotage anche per concentrare maggiormente l'attenzione sull'ascolto. Allora, ci sono stato un po' a scrivere qualcosa. Mi ricordo anzi che a un certo punto ho detto ma io veramente non lo so se riuscirò a scrivere qualcosa, perché finora ho buttato giù qualche cazzatella qua e là. Allora mi ricordo che proprio Luisa a un certo punto mi disse ma guarda, fai una cosa, prova a scriverne altre di queste cazzatelle, mettile insieme e vedi un po' che viene fuori. E così ho scritto 2 raccontini. Quello che ho scelto di donare all'associazione è La Vispa Teresa, che racconta un episodio della mia infanzia e quindi in qualche modo è come se deste delle pennellate su un periodo che sono quello degli anni 60, quindi tipica famiglia, situazione di famiglia di insegnanti che si trovano giovanissimi, i miei genitori si trovano a dover partire per il nord Italia per poter lavorare. E così da lì c'è tutto questo raccontino. Una volta scritto questo racconto, poi ne ho scritto anche un altro. Voglio dirvi questo, che ho avuto grande soddisfazione, perché l'ho fatto leggere alle persone a me care, e quindi alle mie migliori amiche, a mio figlio, a mia nuora, e tutti mi hanno dato un feedback di piacevolezza. Quindi io concludo questo mio piccolo intervento rinnovando i ringraziamenti alle persone meravigliose che ci hanno, come dire, guidati in questo. Un'altra cosa importante, perché Orazio ha dato delle indicazioni, no? Perché dicevo, ma che cosa dobbiamo fare, come dobbiamo fare? E mi ricordo che ci fu un incontro in cui diceva, allora intanto dovete scrivere di cuore, successivamente rileggete quello che avete scritto e allora là passerete alla scrittura calcolata, ragionata, ma sempre dopo che avete buttato giù tutto quello che avete col cuore. E così ho fatto. Allora ho fatto leggere questo mio racconto alle persone a me più care e a un certo punto ho chiesto a una mia amica, dico, dimmi cosa ne pensi. E allora lei mi ha mandato la prima mia recensione e quindi la condivido con voi. Intanto sono veramente colpita dal modo in cui scrivi. Provo a spiegarmi. I 2 racconti che ho letto e ascoltato oggi parlano di una persona che conosco, anche che sono
anche se sono aneddoti di periodi in cui non ci conoscevamo ancora, ad ogni rigo riconosco la mia amica Sabina, la sua famiglia, le dinamiche che l'hanno plasmata, la sua empatia, la sua cultura e tante altre cose che di lei apprezzo e me la fanno considerare una delle persone più belle che abbia mai conosciuto. Mi fa effetto leggere di te come se fossi la protagonista di un libro, è una sensazione strana ma bella. Non saprei veramente scegliere tra i due racconti, sono diversi perché raccontano di momenti diversi della tua vita, ma in entrambi c'è tutta la complessità e la magia del tuo essere. Sono molto fiera di esserti amica e aspetto di leggere altre storie. Questo per me non è banco e ci tengo a spiegarlo, però è stato quello che per me ha chiuso il cerchio di questa esperienza. Quindi questo per me è stato come... per me il premio più bello che avessi potuto ricevere. Quindi grazie a voi, grazie Orazio, grazie Maria, grazie a tutti. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Rosario Manino. Ho fatto per 24 anni il farmacista, l'anno scorso ho lasciato la mia professione e sono diventato un professore. Però prima di parlare di me volevo chiedervi una cosa, siete le stelle di questa giornata, quindi io vorrei fare un applauso prima a Maria e a Orazio, che sono praticamente il cuore pulsante di questa giornata. Allora, sono venuto oggi a parlare di scrittura autobiografica e nel frattempo che ero seduto io mi sono preso questo foglietto e ho incominciato a scrivere. Beh, non si capisce niente, però ho scritto tante piccole cose che volevo fare uscire adesso. Innanzitutto volevo ringraziare il mio amico Johnny che mi ha portato in questo ambiente e oggi non mi sento in un ambiente protetto, come se alla mia destra e alla mia sinistra ci fossero mamma e papà. E ringrazio le Stelle in Tasca, il Comune di Catania, la Biblioteca Bellini, Francesca e Luisa. Penso di non aver dimenticato nessuno. E questa è una giornata che diventa un duplice dono. Un dono perché praticamente il mio elaborato scritto è un regalo per tutti noi e per quelli che vorranno comunque leggere questo racconto. E mi ha molto, come dire, colpito la locandina che avete approntato, questa festa di questa persona immersa in un libro, perché io sono molto attento ai particolari e mi piace osservarli. Un libro dove sbocciano dei fiori, la natura, che sarebbe anche l'epilogo preghiante della mia scrittura, perché alla fine mi riporta all'albero della vita. L'albero della vita siamo tutti noi. E che dire della scrittura? La scrittura autobiografica per me è un mezzo di espressione autentica e di trasformazione. Io nella mia vita ho avuto tante vicissitudini, sia applicanti di gioia, ma soprattutto di tristezza. E mi ha fatto, diciamo, il mio punto di forza. Mi sono trasformato nel tempo. Non sono rimasto la persona nella sua fissità, perché questo è quello che ti aiuta anche la scrittura a fare proprio questo. Il mio racconto, ve lo presento subito, è un cammino ed è, diciamo, costituito da 7 racconti. Il titolo è Passi costellati al museo, che riprende un po' anche le stelle in tasca, perché costellati perché riprende la stella, che per me è un oggetto luminoso, ti illumina nel tuo cammino, nella tua strada, è sempre presente.
È un viaggio introspettivo in cui la mia anima si è dapprima nutrita con la scrittura, col cuore, e poi è stata ragionata. E quello che ho vissuto è stato un viaggio in un laboratorio creativo e ho sintetizzato i 6 passi che per me sono importanti in questo percorso. Il primo è la riflessione su se stessi. Scrivendo uno riflette su quello che ha fatto nel passato, su quello che poteva fare in maniera diversa e su come poter proseguire la propria strada. Si possono prendere tante strade, però ovviamente la strada migliore è quella che dal dolore poi ti porta a rinascere. Il secondo punto è la conservazione della memoria. In realtà ogni nostro scritto rimane una memoria per tutti gli altri. Il terzo punto è l'elaborazione delle nostre esperienze. Poi si passa alla ricerca di una identità. Il quinto punto è quello che io definisco quello più importante, perché si condivide con gli altri. In questo momento stiamo facendo noi questa cosa, condivisione della propria vita, delle proprie esperienze, del proprio vissuto. E alla fine si arriva alla valorizzazione dell'esperienza personale. E nel mio racconto io incomincio a piccoli passi, perché sono un pulcino bagnato, che poi affrontando questo viaggio si trasforma, perché diventa un pellegrino consapevole della propria metà finale, che è quella della vita, quella che ti dà forza, quella che ti fa andare avanti. E parlo anche della nostra bellissima Catania, perché parto da Lentini per arrivare a Catania e poi per finire nel Calatino. E il racconto appunto finisce con questo bellissimo albero della vita, dove siamo tutti parte integrante. Io ringrazio veramente tutti, non ho altro da dire, penso che sia sufficiente. Io sono Teresa Molinaro, non so se così sente la mia voce. Allora, io non me la sarei mai aspettato di poter fare una performance così oggi, perché per me era inaudito. E infatti dicevo a Orazio e Maria che se avessi saputo che questo percorso avrebbe portato a questo, io forse mi sarei tirata indietro. Però ora che ci sono nel ballo, sto ballando, speriamo di ballare bene. Allora, io mi sono ritrovata per caso ho sentito delle stelle in tasca, ma tutte le cose belle che succedono nella mia vita succedono solo per caso, e quindi anche questa è stata una cosa per caso. Ho letto una locandina, ho telefonato, ho preso informazioni e sono stata invitata da Orazio a partecipare, e mi ha detto di portare uno scritto di almeno 2 pagine. E la cosa mi ha mandato un po' in tilt, perché ho detto ma io non ho mai scritto niente, cioè io mi ero limitata solo ai temi a scuola, insomma, e poi qualche pagina di diario. Però sono arrivata ed ero convinta di partecipare un giorno e poi tirarmi indietro come faccio al solito mio, cioè poi mi tiro indietro. E invece alla fine della giornata Orazio mi ha chiesto cosa hai deciso, di rimanere o meno? E io ho detto sì. E sono lì da giugno dell'anno scorso che li seguo costantemente. Mi sono ritrovata in un mondo che non mi appartiene, perché io quando sono arrivata lì ho trovato chi aveva scritto libri, chi aveva pubblicato libri, cioè mi sono sentita piccola e quindi ho detto ma cosa c'entro io qua? Però alla fine sono arrivata lì, ho dato il mio contributo. Ho incontrato una me stessa che non conoscevo, ho incontrato tanta gente e dietro ognuno di loro c'è un mondo, oltre che una storia c'è un mondo.
mi sono resa conto che tutti questi mondi sono pronti ad essere donati agli altri per arricchirli, e da questo la mia esperienza qui. Io ho fatto una bellissima esperienza, è indelebile, veramente la ritengo un'esperienza indelebile, e spero di continuare ancora con tutto ciò. Non so a cosa porterà, però per me, insomma, per ora mi fa stare bene e mi è piaciuto, e sono veramente contenta di non essermi tirata indietro al primo impatto. Grazie Orazio e grazie a Maria e grazie a tutti i partecipanti del gruppo, tutti. Sono Donata Musumeci e sono una veterana di questi atelier. Conosco Orazio da 8 anni, 10 anni, non lo so, parecchio. E questa è la mia quinta esperienza. A ogni atelier è venuto fuori un libro, è venuto fuori da solo, è nato da solo, nel senso che io non ci ho messo niente. Si è scritto da sé. Dice, ma 5 libri, racconti sempre la stessa zuppa, la stessa storia. Posso dirvi di no, nel senso che la scrittura è partita libera, a ruota libera, con una sua energia, con una voglia di farsi sentire, di dire la propria voce, assolutamente autosufficiente ed autonoma. E ogni libro che ho scritto aveva un taglio, una visione della mia esperienza di vita assolutamente diversa l'uno dall'altro. Per cui ho partecipato anche ad un concorso del premio Trinachia, mi sono classificata seconda ed è stata una bella esperienza, sicuramente stimolante. Cosa posso dire di questi atelier? Me ricordano tanto i cerchi sciamanici, dove c'è uno scambio energetico sotto la guida di un grande maestro. Posso dire che Orazio, Maria e tutti i volontari, Luisa, Francesca, ma anche tutti gli altri che ho avuto modo di conoscere, sono veramente degli sciamani. Ci conducono per mano senza farcene accorgere, con una delicatezza, con uno stile e con una empatia veramente a cui siamo poco avvezzi ai giorni d'oggi. E questa è una cosa fondamentale. Un'altra cosa fondamentale che ho trovato nel gruppo degli atelier è la capacità di stoppare tutte quelle cose di cui noi siamo pieni ai giorni d'oggi, cioè egocentrismo, narcisismo, voglia di essere il primo della classe, voglia di emergere e voglia di prevaricare il prossimo. È uno spazio, oltre che di libera comunicazione di energie e di emozioni, è uno spazio dove diventiamo tutti uguali e dove abbiamo tutti lo stesso diritto alla parola e al pensiero. Quindi è uno spazio raro, assolutamente raro, quasi di disintossicazione di quello che viviamo, diciamo, nel quotidiano. E la cosa che sicuramente tutti quanti abbiamo espresso qui è proprio la meraviglia di poter esistere un posto così e di essere noi ancora capaci di essere umani, di un'umanità buona, bella, costruttiva e salutifera. Ecco. Vi voglio leggere solo questo per farvi capire il mio testo di che cosa parla. È venuto fuori un testo che si è scritto quasi in scrittura automatica e parla di una storia della metà dell'Ottocento, quindi su cui avevo pochissimi dati biografici, ma che è la storia delle donne della mia famiglia e della storia della mia trisavola. E parla anche di karma familiare e di come il karma possa attraversare i secoli e le generazioni ed essere sempre vivo e mantenere sempre la sua energia. La storia che vi racconto è nata da qualche parte nella mia mente, o forse l'ho vissuta veramente in un'altra vita, o forse è stata la storia dei miei antenati, della mia trisavola, di suo marito e del suo amante. Non lo so e non ha importanza. Sicuramente lei era nascosta da qualche parte nel mio inconscio e io avrò accolto queste informazioni e le ho trasformate in scrittura.
Ma la cosa che più mi preme far capire al lettore è che quello che ho utilizzato sono dei simboli. E i simboli aprono porte chiuse, fanno accedere a spazi sconosciuti di cambiamento, possibilità di inventare una realtà nuova, diversa da quella che realmente è stata, ed una realtà mutata e una realtà risanata. Con questo racconto ho voluto riparare qualcosa che era perduto nella memoria mia e della mia famiglia, dei miei avi, ma forse, a pensarci bene, ho molto più semplicemente tentato di risanare la mia storia. Poiché i caratteri, le emozioni, i sentimenti, gli incontri, gli scontri che qui ho narrato sono emozioni, sentimenti, incontri e scontri che io ho conosciuto. La scrittura ti offre una grande potenzialità, quella di dire o di non dire, o di dire dicendo, o dicendo nascondere e nello stesso tempo trasmutare. Poiché lo spazio dove nasce, si evolve e cresce la scrittura è uno spazio sacro, ma è uno spazio mutevole e plasmabile, quello della fantasia, del sogno, dell'immaginazione, dell'impossibile che diventa possibile. Soprattutto la scrittura autobiografica che va a ricostruire tutti i fili nascosti, interrotti, perduti, i nostri, dei nostri cari, di chi ci è stato vicino e di chi ci ha preceduto, al grande potere curativo di riannodare ciò che la vita ha interrotto. E accede a stanze nascoste del nostro subconscio, ci fa inventare soluzioni, escamotage che deviano, mutano l'andamento della nostra vita stessa, proponendoci soluzioni alternative, rimettendo insieme ciò che la vita ha separato. Grazie a tutti. Grazie, io sono Anna Palazzolo, ho già conosciuto Le Stelle in Tasca l'anno scorso, diciamo, con il premio Trina Cria della 7ª edizione. Ho conosciuto io Le Stelle in Tasca in un evento culturale nella biblioteca di Catania Vincenzo Bellini e lì ho conosciuto Orazio, Maria e mi sono sentita accolta già dal primo momento. Loro sono delle persone capaci di tirar fuori il nostro potenziale con la loro accettazione, la loro gentilezza. Io per questo dico grazie Orazio, grazie Maria, perché siamo come in un ambiente familiare dove ognuno di noi può esprimere quello che di più profondo ha dentro. Io vorrei leggere solo questo: il bisogno fondamentale dell'uomo è amare ed essere amati, e questo può avvenire solo coltivando le relazioni umane, potere e controllo verso se stessi e verso gli altri, per una maggiore consapevolezza. Più una persona si percepisce veramente apprezzato, più è proteso verso la sua autostima. Queste sono parole che sento fondamentalmente mie, perché proprio Orazio, Maria, Luisa, Francesca ci fanno sentire unici, irripetibili, veri. E per questo io dico grazie, perché la gratitudine è un sentimento che riconosce nell'altro la stima, la nostra unicità. E io ho scritto la mia prima autobiografia e ho avuto il riconoscimento di essere stata premiata nella 7ª edizione. Questo che ho scritto, Il viaggio, il panino farcito, è la mia seconda autobiografia e lo dedico alla mia cara mamma. Se lei non fosse partita da lì, oggi io non sarei ospite di questa splendida isola. Dedico inoltre questo mio scritto, questa mia seconda autobiografia, a Orazio Maria Valastro, a Maria Crivelli, a Luisa La Carruba, a Francesca Bertino, persone capaci per natura di trasmettere un senso ampio di accettazione dell'altro, con le quali mi sono sentita a mio agio fino dall'inizio.
Il viaggio del panino farcito è una metafora. Il viaggio come esplorazione per definire la mia posizione nel mondo. Il cibo come metafora nelle relazioni della condivisione, come fame d'amore e nutrimento. Mi ha portato ciò alla conoscenza del mio animo. Io ho addirittura mangiato i miei ricordi, li ho fatti emergere dal mio inconscio, dai miei abissi, e ne ho fatto veramente condivisione. Io dapprima però ho molta difficoltà a stare insieme con tutte le persone che hanno anche loro un bagaglio di sofferenza. Poi man mano, con un ascolto sensibile di me e degli altri, come ci hanno insegnato nell'atelier di scrittura, incomincio ad rielaborare i miei ricordi. E una cosa bellissima nel nostro atelier è la possibilità di ascoltare molte storie che si avvicinano alla mia, e io attraverso le storie degli altri ho potuto veramente viaggiare. E ho visto così delle bambine giocare sotto un albero di carrubo, ho visto delle bambine vestite da principessa, ho visto delle madri abbracciare il dolore forte per la perdita di un figlio, di un marito, di soprusi, di gioie, di ironie, tanti sentimenti che ci accomunano e ci trasformano. Sì, questa per me in atelier è avvenuta una trasformazione, perché io sono una persona molto solitaria, sempre chiusa nel mio intimo, e nell'atelier invece ho potuto condividere e accettare quello che sono anche le mie debolezze. Cosa dire ancora? Grazie a tutti. Io sono Gianni Souto, sono un traduttore, interprete, mediatore interculturale, mi occupo di poesia, quindi di scrittura poetica, e mi sono ritrovato per caso a inviare un'email all'associazione Le Stelle in Tasca perché ero incuriosito da prima. Poi ho avuto una illuminante idea, che era quella di mettere in scrittura non solamente la scrittura poetica, ma anche quella scrittura autobiografica, di cui avevo alcuni elementi dal punto di vista formativo, di studio, perché ho una formazione umanistica, una formazione molteplice, di vari settori nell'ambito appunto della cultura specializzata. Però questo non mi bastava. C'era un freno, dapprima c'era un freno, poi è subentrata in me la voglia di sperimentare, di capire cosa c'era oltre. Ho scritto tanto sull'incontro con l'altro, e ho incontrato in questo atelier di scrittura autobiografica delle persone eccezionali, con delle vite uniche, singolari, e mi sono ritrovato ad essere in famiglia, ascoltare a mio turno, ascoltare loro, sentirmi ascoltato in un ambito proprio di famiglia, percepire la sensazione di essere curato dalla parola, una memoria, una bellezza, la bellezza umana, quella che a volte non ho ritrovato negli ambiti accademici, perché purtroppo si fa molto egocentrismo, si è cultori della materia, ma non si trasferisce umanamente quello che è il senso della cultura che è una cultura umana,
non è fatta solo di nozionismo, ed è quello che comunque ci porta ad essere parte di un tran tran di automatismi. Questa cultura deve essere trasformata, la cultura umana deve essere vissuta, deve essere sentita. L'esperienza straordinaria della scrittura di poco più di un anno fa, che racconta racconti ondivaghi. Mi è piaciuta questa espressione, racconti ondivaghi, perché l'ondivago è un aggettivo che sta a traslare un significato molto più ampio. Ci dà la possibilità di capire quello che c'è in superficie e quello che c'è anche sotto la superficie. Quindi anche quello che fondamentalmente dobbiamo e dovremmo capire nel mondo odierno. Le guerre non sono semplicemente un frutto di quello che è il pensiero del geopolitico o è lontano da noi, no. La non comunicazione alimenta le guerre, il non saper comunicare, il non guardarsi occhi negli occhi. Questo è un problema, perché l'intelligenza artificiale sicuramente ha il suo sviluppo, ma la scrittura ci permette di avere un rapporto simbiotico con il nostro foglio, imprimere i nostri pensieri, i nostri ricordi, fare silenzio. In questa locandina trovate intellego. Intellego è da intelligere. Intelligere vuol dire piegarsi, ripiegarsi. Ed è quello che dovremmo fare un po' di silenzio in noi stessi, così come l'ho fatto io, così come lo hanno fatto anche i nostri, nel senso utilizziamo sempre il nostro maestatis, i miei compagni di viaggio, le mie compagne di viaggio, perché questa è stata un'esperienza straordinaria. Il ringraziamento va ovviamente a Orazio, Maria Valastro, Maria Crivelli, Luisa Lacaruba e Francesca Bertino e a tutti i volontari delle Stelle in Tasca. Allora, potrei parlare all'infinito, potrei dirvi tante belle cose. Io vi inviterei, chi ovviamente si sente di fare questa esperienza, è il mio primo anno di esperienza nell'atelier di scrittura autobiografica, vi inviterei a partecipare, ad essere parte integrante di questo atelier con i vostri dubbi, le vostre perplessità, e sono sicuro che vi troverete non bene, benissimo. Io sono gioioso e sono veramente entusiasta di questo atelier e vi potrei raccontare del poco più di un anno fa come è nato. È semplicemente un'iniziazione, non dico semplicemente per sminuire il racconto, perché è un'antologia di racconti ben sviluppato, anche perché da traduttore diciamo che sono un po' pesantuccio, però non tradisco, cerco di non tradire le mie emozioni. I traduttori lo fanno, io cerco di non farlo, sono un po' anomalo come traduttore. È l'iniziazione di un ragazzo che è italo-svizzero, quindi io, che sono stato adottato in questa isola e ha continuato attraverso un percorso di disegni, un indice tematico di disegni del pregiatissimo Hervé Fischer, che prima abbiamo preannunciato. Questo indice tematico di questi 9 disegni riprendono un po' tutta la mia vita, la mia adolescenza, la mia infanzia, l'infanzia anche dei miei genitori e poi il percorso come poeta, in quanto io ho scritto tanto e continuo a scrivere e mi sento onorato di poter essere parte integrante non solamente del racconto ma anche di questo atelier. Quindi vi ringrazio tutti e spero vivamente di vedervi
nei prossimi incontri dell'atelier di scrittura autobiografica, perché è un'esperienza da non perdere. Non vi voglio convincere, ma quasi ne vale la pena. Grazie, lascio la parola alla mia compagna di classe. Allora, io sono Caterina Torrisi, sono anch'io un'insegnante di sostegno alla primaria e oggi sono qui e ringrazio tantissimo Orazio e Maria che mi hanno dato la possibilità di esserci e oggi per me rappresenta un piccolo miracolo essere qui. Sono veramente felice, molto felice. Ho scritto un piccolo appunto perché mi emoziono e mi impappino con le parole e quindi preferisco leggere e per questo vogliate scusarmi. Allora, concepisco la scrittura come terapia dell'anima. Attraverso il laboratorio di scrittura autobiografica, che ho avuto il piacere di scoprire sin dai tempi in cui si svolgeva nella suggestiva cornice del castello di Leucadia, ho finalmente ritrovato quell'input che mi mancava da tempo. Il coraggio e il desiderio di mettere nero su bianco tutto ciò che ho dentro. E infatti uno dei miei racconti, di questi 12 racconti, 3 in particolare, sono dedicati alla mia collega Tiziana, che mi ha aiutato tantissimo e con la quale io ancora sono in contatto, in stretto contatto. Io la considero la sorella che non ho mai avuto, perché veramente mi è stata vicina in tutti i modi e continua ancora ad esserlo. Ringrazio la bambina che ho seguito l'anno scorso, Sosò, perché mi ha dato tanto e ogni giornata con lei era una giornata colorata. Poi magari ritornavo nuovamente nel buio, ma quelle 5-6 ore passate con lei era un qualcosa di straordinario. Allora, per anni ho sentito il bisogno di raccontare la mia storia, ma qualcosa mi bloccava. E forse era la paura di guardarmi davvero dentro, o forse semplicemente non era ancora il momento giusto. Poi partecipando al nuovo laboratorio, quindi qualcosa si è sbloccato, le parole hanno cominciato a fluire spontaneamente, come un fiume che ritrova il suo corso. Scrivere delle mie emozioni, delle mie esperienze, delle gioie che hanno illuminato il mio cammino e dei dolori che mi hanno segnato profondamente è diventato un gesto necessario, un gesto di cura, un atto d'amore verso me stessa. La scrittura autobiografica per me non è solo un esercizio creativo, è la terapia dell'anima per eccellenza. È lo spazio dove posso essere autentica, vulnerabile, vera, dove le parole diventano specchio e medicina, riflesso e guarigione. Grazie di cuore a tutti, grazie. Siamo giunti a conclusione di questa bellissima mattinata. Io sono molto commossa per tutti i ringraziamenti, per le parole affettuose che ci avete rivolto. Come dicevo Orazio prima, questo è il nostro ventennale. Noi siamo nati nel 2005 e siamo nati con una idea molto precisa e complessa. Noi sapevamo già dove volevamo arrivare. Il nostro doveva essere un progetto culturale di comunità e tutti i nostri progetti che sono nati nell'evoluzione delle stelle in tasca hanno sempre avuto questa impronta fortissima. Sono nati gli atelier di scrittura, è nato il progetto Cercatori di Memoria, è nato il premio Trinachia. Trinachia è nato una sera, io ho sentito questo suono bellissimo perché Orazio è molto bravo a trovare i nomi alle cose e io ho fatto il mio primo viaggio nel tempo. Ho immaginato un premio in cui potessero arrivare a noi delle testimonianze importanti, belle, come sempre sono arrivate attraverso gli atelier e anche questo è un progetto inclusivo e di comunità
non è un premio che finisce con la consegna di un attestato, di una targa. Le persone che partecipano a Trinachia restano con noi e diventano testimonial, diventano persone che nell'edizione successiva si spendono il loro tempo e sono una parte dei giurati, sono persone che vengono alla cerimonia di premiazione e diventano il testimone che è stato premiato e nell'edizione successiva dà un suo contributo alla nuova edizione. Noi teniamo molto a questo concetto di progetto culturale di comunità e l'atelier è un successo. Sì, noi volontari vogliamo assolutamente che questo spazio sia vissuto come voi l'avete vissuto e io sono felice di queste testimonianze che voi ci restituite, perché noi non abbiamo altri scopi. Cioè noi siamo dei volontari che ci mettiamo in gioco la nostra esperienza, perché anch'io ho fatto il laboratorio di scrittura, ho fatto il primo, quello che si è tenuto nel 2005 e anch'io avevo dei dolori che dovevo tirare fuori, dei conflitti che dovevo sanare, così come avete fatto voi. Questo è uno spazio a cui io tengo moltissimo, uno spazio che si rinnova sempre, edizione dopo edizione, perché non è mai uguale. Donata diceva, io ho partecipato a 5 atelier, perché noi riceviamo da un grandissimo sociologo e ricercatore, perché lui si spende per la comunità, non tiene per sé ciò che apprende, che teorizza, che mette in pratica. Noi riceviamo sempre degli input diversi. Noi riusciamo a rinnovare l'amore e la passione per la scrittura autobiografica e la condivisione con l'altro, ogni edizione. Io vi ringrazio veramente con grande affetto perché ho imparato a conoscervi, vi voglio bene, perché conosco le vostre storie e il successo di questa iniziativa è anche vostro, perché avete raccolto quel sassolino che noi abbiamo lanciato, avete fatto vostro l'ascolto sensibile di sé dell'altro, questo tormentone che noi ci portiamo sempre dietro, questa frase che Orazio ripete spesso. Io spero di rincontrarvi ancora e comunque questo nostro percorso non è finito, ci rivediamo il 28 giugno con le vostre letture espressive e emozionali. Organizzate il prossimo laboratorio che sono già iscritta. Sei già iscritta, Donata? Bene.